Nuovo esposto del comitato Salviamo l'aeroporto di Vicenza, denuncia presunti lavori abusivi nel cantiere Dal Molin e lo spostamento del letto del Bacchiglione. Il letto del fiume Bacchiglione è deviato 2 volte nell'ultimo anno per evitare le infiltrazioni d'acqua nelle fondamenta degli edifici in costruzione della base del Dal Molin. E la nuova denuncia del comitato Salviamo l'aeroporto di Vicenza, che oggi ha mostrato anche lo stato degli allagamenti, alla quale è soggetta l'area di cantiere, a causa degli oltre 10.000 pali impiantati che starebbero danneggiando la falda acquifera. Per la portavoce del comitato, la deviazione del fiume ha lo scopo proprio di raccogliere l'acqua del cantiere in eccesso, scaricandola così nel Bacchiglione. Che questo sia successo già un paio di volte significa che la falda si è innalzata come si temeva. Oltre a ciò, il comitato fa riferimento a un'altra anomalia. Denunciamo anche questo con un esposto, il fatto che i lavori dovevano essere eseguiti entro il 31 marzo 2009. I lavori sono iniziati in realtà nel settembre 2009 e quindi il fatto che ci sia in questo momento un cantiere che dice che i lavori dovevano essere eseguiti entro il marzo 2009 significa per noi che i lavori sono abusivi. Per i denuncianti, i veri scopi dei lavori eseguiti dal Genio Civile sarebbero quelli di agevolare la costruzione della base, anche a prezzo dei danni alla falda, e di spostare il letto del fiume per assicurare una maggiore area alla base. In mezzo a tutto ciò c'è il silenzio assordante delle istituzioni. Il Comune non vede nulla, la provincia idem, ci fa specie che anche il presidio non se ne accorga, visto che il fattaccio sta avvenendo proprio a 2 passi dalla loro sede abusiva. Da queste denunce così l'arrivo di un nuovo esposto alla Procura di Venezia da parte del comitato.